Ferragosto da dimenticare per 12 appassionati di cibo orientale, nausea, vomito, diarrea dopo aver consumato del sushi acquistato in 2 ristoranti della zona dell'Asolano e del quartiere del Piave. Le verifiche dell'ULSS 2 hanno permesso di scoprire la positività dei 12 soggetti al cosiddetto norovirus. Sono persone che hanno mangiato in un caso cibo da asporto, nell'altro in un ristorante sushi, ma più specificamente una insalata di alghe. Si è quasi certamente trattato di una sfortunata partita confezionata a livello internazionale, che è stata inviata in vari ristoranti del mondo e che ha interessato un episodio simile al nostro in Spagna e uno appunto registrato da noi a Treviso. Che si trattasse di una gastroenterite virale, i sanitari lo hanno determinato con accurate analisi eseguite nei laboratori della microbiologia del Cafoncello, non prima però di aver scartato infezioni più comuni. Noi abbiamo controllato le coproculture e soprattutto i germi più importanti responsabili di gastroenteriti, vale a dire la salmonella e la shigella. Esclusi questi germi che non erano presenti, abbiamo fatto una ipotesi che si trattasse di un virus e questa ipotesi è andata a buon fine. I 12 sfortunati si sono rimessi in un paio di giorni. Il lavoro dell'ULSS è proseguito però con le verifiche nei locali da cui i focolai di contagio hanno avuto origine. Ovviamente abbiamo messo in atto tutte le procedure di controllo, di verifica, identificato appunto che si trattava di una partita di alghe che arrivano nei ristoranti già confezionate. Riteniamo che il problema sia oggi contenuto.